Pizza fritta. Pomodoro pelato di buona qualità, aglio, basilico, una bella grattata di formaggio, in questo caso del parmigiano, e poi una bella base pizza già pronta. Vi ricordate la vecchia ricetta? Andate a prendere quella e idratatela fino al 70%. Tutta la notte nel frigorifero a 6 gradi. L'indomani sarà triplicato di volume. Prepariamo il condimento. Il pomodoro, sì, potete anche romperlo con le mani, ma vi posso assicurare che se di buona qualità è un peccato distruggere la sua textura. E tagliamo a pezzettone. Olio in padella. Mettiamo l'aglio, facciamo profumare, via di basilico e vai col pomodoro. Immediatamente una presa di sale. 5 minuti di cottura e siamo pronti. Il pomodoro va scottato velocemente, se volete fare in maniera tale che lasci la sua caratteristica organolettica del buon profumo e del buon sapore fino alla fine. L'impasto ha triplicato, l'abbiamo sgasato e adesso lo mettiamo nuovamente a lievitare fino al raddoppio. Ci basta soltanto un po' di olio, sia qui nel piano di lavoro sia dove lo metteremo a lievitare. Panelline di circa 100 grammi, mano unta, senza farina. Chiudiamo bene il culetto, così ci metterà circa 45 minuti. Un po' di pellicola a nanna fino, più del raddoppio. Ci siamo arrivati, signore. Ungiamo leggermente, temperatura dell'olio non superiore ai 170 gradi perché sennò poi si brucia. Raccogliete la vostra pizzetta e allargatela senza sgasare. Facciamo una bella montanara via nell'olio. E mi raccomando, aiutatevi con la padella per far gonfiare immediatamente la vostra pizzetta. Appena vedrete accennare il colore dorato alla base della pizza, sarà il momento di girarla. Asciughiamola bene. Carichiamo col pomodoro. Appoggiamo qua su. Grattiamo senza mai finire un po' di parmigiano stravecchio. Pizza fritta o montanara. Fate i bravi.